Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Riparte il Sicilia Express, il viaggio di ritorno dei pendolari sul treno della regione. Catania, 2 pediatri del Policlinico presi a calci e pugni dai parenti di un bimbo che doveva essere ricoverato. Il racconto del dottor Smilari attraverso il suo legale. Omicidio Piersanti Mattarella, 2 nuovi indagati a 45 anni dall'agguato mafioso. Per la Procura di Palermo sono gli esecutori materiali del delitto. In memoria di Pippo Fava, il giornalista ucciso da Cosa Nostra a Catania, una messa in cattedrale in ricordo delle vittime di mafia. Spaccio in strada e dal condominio e manette pusher catanesi, alcuni sono giovanissimi. Calcio, delusione Catania in vantaggio fino a metà ripresa. I rossazzurri subiscono la rimonta della capolista Benevento che vince 3-2. Toscani, i cambi hanno fatto la differenza. I siciliani fuori sede tornano alla routine. È partito puntuale alle 15:20 il Sicilia Express dalle stazioni di Siracusa e Palermo con direzione Torino-Porta Nuova. Anche per il viaggio di ritorno, carrozze piene ed una speranza che l'iniziativa venga replicata anche a Pasqua. Francesco Aloi. Vacanze finite, si torna dove? A Milano. Io vado fino alla fine, fino a Torino. Abbiamo colto la palla al balzo. Studio a Ferrara e ringraziamo il presidente Schifani che ci ha dato questa opportunità. Le vacanze sono finite, è arrivata l'ora di tornare alla vita di tutti i giorni. Eccoli, giovani e meno giovani, pronti a salire sul Sicilia Express. Si torna a casa a studiare, inizia la sessione d'esami tra poco e vediamo, proviamo questa esperienza. Da Siracusa come da Palermo, nel pomeriggio sono partiti 2 convogli per poi unirsi a Messina. Il viaggio all'andata com'è stato? No, non ho partecipato al viaggio dell'andata, ma ho preso solo il ritorno, quindi prima esperienza per me, ancora sono proprio inesplorata questa cosa. In più di 500 a bordo, approfittando dell'iniziativa della regione per evitare il caro voli, tornando a casa spendendo poco. Molto utile, poi anche le date sono state perfette. Ma se le ferie sono già finite, chi è sul treno pensa alla Pasqua. Manca ancora l'ufficialità, ma il Sicilia Express potrebbe tornare, almeno questa è la speranza. Io spero sì che ci sia questa possibilità anche per Pasqua, per tornare a casa anche per Pasqua, anche perché è un'ottima esperienza, sarà penso una bella esperienza soprattutto a livello economico. Un pediatra del Policlinico di Catania ha preso a calci e pugni dai parenti di un bimbo che doveva essere ricoverato. Il racconto del dottor Smilari attraverso il suo legale di fiducia. Sentiamo Orazio Longo. L'aggressore avrebbe agito col favore di un giubbotto col bavero alzato e con un berretto abbassato fino agli occhi. Sono i primi ricordi dell'aggressione subita dal dottor Smilari, noto pediatra del Policlinico di Catania, salito pochi giorni fa in reparto con calci e pugni. L'episodio, secondo una prima ricostruzione fornita dal legale di Smilari, l'avvocato Francesco Siracusano, avrebbe avuto origine dal ricovero di un bambino accompagnato in reparto da un medico che voleva forse caldeggiare una corsia privilegiata, ma il medico accompagnatore di fatto sarebbe risultato non iscritto all'ordine. Quando Smilari si è accorto della cosa, si è rivolto al genitore del piccolo e a una terza persona per avere le spiegazioni. Sul posto si sarebbe allora recata la nonna del bambino con una persona individuata come avvocatessa. In seguito l'aggressione ad opera di un gruppo di giovani. Uno in particolare, salito in sala d'attesa, si è scagliato contro Smilari e con un pugno gli ha provocato la frattura del setto nasale. A difesa del medico è giunto un altro collega, anche lui picchiato, e una donna, mamma di un bambino presente in reparto. Il gruppo di aggressori si è quindi dileguato fuggendo a bordo di alcuni ciclomotori. Smilari, accompagnato al pronto soccorso, è stato trattato con una prognosi di 30 giorni. Immediata è scattata la solidarietà, con l'interessamento dell'assessore regionale alla sanità, messaggi delle autorità, ma anche di semplici cittadini e pazienti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la magistratura ha aperto un fascicolo, i sindacati chiedono la riapertura del tavolo di confronto sulla sicurezza. Perché vengano verificate quando e quali delle azioni promesse dai direttori generali delle aziende ospedaliere dell'ASP catanese siano state messe in atto. A distanza di 45 anni vengono fuori i nomi dei 2 killer dell'ex presidente della regione, Piersanti Mattarella. Il servizio.
Un guanto poi sparito, una confidenza lontana 33 anni, oggi tornata credibile, una somiglianza tra due volti a dividere due strade investigative. Sono questi alcuni degli ingredienti dell'inchiesta della Procura di Palermo che ha gettato nuova luce sull'omicidio di Piersanti Mattarella, l'ex presidente della regione siciliana ucciso il 6 gennaio di 45 anni fa a Palermo, nella centralissima via Libertà. Secondo i magistrati il killer, esecutore materiale di quell'omicidio, fu Antonino Madonia, all'epoca 28enne fedelissimo di Totò Riina. Sarebbe stato lui a esplodere i 6 colpi di pistola che hanno centrato fatalmente il corpo del fratello dell'attuale capo dello Stato. A guidare l'auto del comando, la Fiat 127, poi ritrovata abbandonata, sarebbe stato Giuseppe Lucchese, altro pupillo all'epoca 20enne di Cosa Nostra. Entrambi, dagli anni 90, sono in carcere a scontare l'ergastolo per diversi omicidi, tra cui la strage di via Isidoro Carini, dove perse la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Dopo le assoluzioni in tutti i gradi di giudizio, tramonta quindi forse definitivamente l'idea del coinvolgimento dell'estrema destra, dei NAR in particolare, nell'omicidio Mattarella. A fare il nome di Madonia nel 1992 era stato il pentito Gaspare Mutolo, mentre gli investigatori, nel rileggere le carte dell'indagine, sono stati attirati da una traccia in particolare, e cioè l'esistenza di un guanto ritrovato nella 127 ma non appartenente al proprietario dell'auto. Indagine che non è ancora chiusa, non mancano le ipotesi sui moventi dell'omicidio. A Repubblica, l'ex presidente della Commissione Antimafia, Rosi Bindi, parla di 2 vie come possibili cause, una legata al ruolo di Mattarella come presidente della regione e alla sua volontà di fare chiarezza nel mondo degli appalti pubblici, quelli in particolare che favorivano gli amici degli amici. L'altra linea riguarda il ruolo politico di Mattarella, erede di Moro, e della politica del dialogo con il PC. E oggi si ricorda anche Pippo Fava, il giornalista e scrittore ucciso dalla mafia a Catania 41 anni fa. Per la prima volta celebrata una messa in cattedrale per tutte le vittime di mafia. Giusy Lazzara. Pippo Fava, non solo artista raffinato, ma anche giornalista determinato nel denunciare il malaffare a Catania dalle colonne del suo giornale I Siciliani. Il 5 gennaio di 41 anni fa la mafia lo ha ucciso davanti al Teatro Stabile in via dello Stadio, oggi a lui dedicata, e da allora non è solo memoria, ma occasione di confronto. Quest'anno c'è una novità, la messa in cattedrale per tutte le vittime di mafia, voluta dall'arcivescovo Luigi Renna, che durante l'omelia ha ricordato che Pippo Fava usava la parola per denunciare, per uscire dalla rassegnazione. Il suo, ha detto Renna, era l'impegno di chi portava avanti un discorso di verità, quando a Catania non si pronunciava neppure la parola mafia. Poi, come ormai da tradizione, il premio dei siciliani giovani, assegnato nella redazione del Giardino Scidà, bene confiscato al clan Santa Paola. Nel pomeriggio il corteo da Piazza Roma fino alla lapide in via Fava. In serata il dibattito al Piccolo Teatro sul ruolo del giornalismo oggi e il futuro della professione. Le iniziative, in occasione anche del centenario della sua nascita, dureranno tutto l'anno, dicono dalla Fondazione Fava, con mostre e nuove edizioni del suo primo libro, La maestra e il diavolo. A Palermo solo un commerciante su 100 denuncia di pagare il pizzo. L'allarme di Addio Pizzo, che lancia un'app per il consumo critico. Non solo soffocati, ma sempre più. Chi paga il pizzo non lo fa per paura. Questa è la denuncia di Addio Pizzo, che da sempre lavora per la legalità. A Palermo solo 1 su 100 fra imprenditori e commercianti denuncia di pagare gli strozzini. Solo 11 denunce nel 2024 su 800 casi scoperti dalle forze dell'ordine. Gli imprenditori sono quelli più vessati, ma non solo, ci sono anche titolari di imprese edili, commercianti e le strutture ricreative. E per incentivare il consumo critico, Addio Pizzo lancia l'app Pago chi non paga. Una guida per trovare artigiani esercenti che si sono ribellati e l'hanno rivendicato senza paura. Da sempre la nostra idea, la nostra strategia è quella di vincere l'isolamento in cui spesso vengono abbandonati i negozianti e gli imprenditori che fanno la scelta di denunciare il pizzo, e far crescere un'economia sana fatta di aziende, imprese e negozi che hanno fatto una scelta decisa di opposizione a Cosa Nostra. Un aiuto anche per i consumatori, che potranno localizzare il negozio libero dal racket del pizzo. Da Librino a Trappeto a Catania, carabinieri e polizia intervengono su 2 fiorenti piazze di spaccio. Eva Spampinato.
Catania e i suoi fiorenti traffici di droga. Da Librino, dove la polizia ha sgominato una piazza di spaccio in mano a un giovanissimo in un condominio blindato e videosorvegliato, a via Capopassero, dove il pusher spacciava in strada. In via del Piccone, nel quartiere di Librino, durante un'attività di pattugliamento del territorio, gli agenti si sono imbattuti in un via vai di persone in un condominio e hanno notato una serie di auto che a turno stazionavano vicino all'ingresso dell'edificio. Le persone entravano e uscivano in fretta e una volta viste le volanti si sono date alla fuga. I poliziotti hanno fatto irruzione, beccato il ventenne in fragranza di reato e trovato tutto il materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, oltre a un bilancino di precisione e 360 euro in contanti. Addosso al giovane sono state trovate le chiavi di accesso al terrazzo e altri 40 euro. Il pusher è stato arrestato e posto ai domiciliari. In via Capopassero, nel quartiere di Trappeto, invece, si spacciava in strada, ma tra gli automobilisti c'erano anche i carabinieri. Il pusher del marciapiede così è stato arrestato, ma non senza una fuga e un inseguimento che si è concluso sui gradini di uno stabile nel quale voleva nascondersi. Il 36enne spacciava avvicinando le auto e mostrando dal finestrino il contenuto della sua mercanzia, una busta che conteneva 18 dosi di marijuana, 125 dosi di crack, 95 dosi di cocaina. Nelle sue tasche i militari hanno trovato una radiotrasmittente per comunicare con le vedette e 685 euro provento dello spaccio. Incidente tra un'automobile e una moto sull'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo in direzione Palermo. I due sulla moto sono stati portati in codice rosso all'ospedale Villa Sofia. L'autostrada subito dopo l'incidente è stata chiusa. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. Mercatino abusivo della domenica. A Catania insorgono i residenti di via Forcile assediati da bancarelle e merce rubata. Tonino De Mana. Ostaggi di un mercato semi-abusivo e nuova domenica da incubo per gli abitanti di via Forcile. Una zona franca, secondo i residenti del quartiere di San Giuseppe l'Arena, che a cadenza settimanale vivono nel caos, assediati da furgoni, bancarelle, postazioni improvvisate ed auto, dove ognuno vende le proprie mercanzie e dove qualcuno spera magari di trovare i propri oggetti razziati in furti in appartamento, garage o cantine. I miei amici mi hanno detto che hanno trovato roba che hanno rubato a loro, l'hanno trovata qui in questo mercatino. L'abbiamo sopportato per 13 anni, ora basta. Alta tensione in via Forcile con gli abitanti che invocano l'intervento del comune di Catania. E non si possono invitare gli ospiti perché è una vergogna, perché non si può camminare. C'è stato addirittura un consiglio comunale dove hanno approvato lo spostamento di questo mercato, dove è intervenuto anche l'assessore dicendo che avevano già individuato la nuova zona. Completamente il mercato è ancora qui. Arrivano anche i vigili urbani. Sono tante le macchine da verbalizzare ed allora si chiede l'ausilio dello street control. Utilizzeremo questo aggeggio, ma quando? Oggi, l'anno prossimo. Queste scene concludono invece ogni appuntamento domenicale. Altri commenti sembrano superflui. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, poi torniamo per parlare fra l'altro dei dati record del crocierismo a Messina. A Messina numeri da record per il crocierismo, ma le previsioni per il futuro sono ancora più rosee. Francesco Triolo. Numeri mai raggiunti prima. Dal porto di Messina una crescita rispetto allo scorso anno di oltre il 27% e il 2025 si preannuncia come un anno da record per il crocierismo sullo stretto. I dati diffusi dall'autorità di sistema portuale parlano chiaro: 671.477 sono stati i crocieristi arrivati a Messina, che confermano un trend consolidato con il 27,6% in più di arrivi rispetto al 2023. A sua volta era stato un anno da record. Sono numeri che lanciano definitivamente il porto dello Stretto nelle primissime posizioni del crocierismo non solo italiano ma europeo. Sino allo scorso anno Messina occupava il 7° posto in Italia ed era entrata per la prima volta nella top 20 europea. I numeri comunque parlano di un intero settore in crescita che negli ultimi 3 anni è stata davvero imponente, basta guardare i dati più recenti. I crocieristi in arrivo a Messina nel 2019, ultimo anno prima della pandemia, sono stati 422.000, poi 14.920 nel 2020, 156.322 nel 2021, 387.898 nel 2022, ma è dal 2023 che si è registrata la svolta con 526.034 passeggeri che sono diventati 671.477 nel 2024 e la tendenza continua a puntare dritto verso nuovi traguardi.
La proiezione per il 2025 è di oltre 800.000 presenze, alle quali vanno sempre aggiunti gli uomini e le donne dei vari equipaggi. Nel 2024 le navi approdate sono state 225 praticamente in tutti i 12 mesi dell'anno e dal 12 gennaio al 24 dicembre. Ieri è arrivata la prima nave del 2025 che ha fatto sbarcare le prime centinaia di crocieristi dell'anno ed è il primo di 268 approdi, anche qui con un incremento sensibile rispetto al 2024 di quasi il 20%. Ed a beneficiarne è stato anche l'indotto. Ad esempio sono stati oltre 6.300 i bus grandi e piccoli che sono stati utilizzati per le escursioni in provincia, una media di 28 a nave, anche se la maggior parte dei crocieristi resta in città. Agrigento, capitale italiana della cultura, celebra la Zampogna, simbolo della cultura mediterranea. Davide Sardo. Ad Agrigento l'antica melodia della Zampogna ha risuonato tra le vie della città, protagonista dello Zampogna Fest, un evento organizzato dall'Associazione Culturale Sicania in Movimento. Momento centrale del festival, il concerto itinerante Zampogna Fest, Ance e Passi, per l'ultimo scorcio delle festività natalizie a ridosso dell'Epifania. Al di là dell'aspetto spettacolare dell'evento, ha il significato di avvicinare a questo suono, a questo mondo che ormai appartiene ad un passato seppur recente, perché fino agli anni '80 c'era un uso più intenso, però oggi è importante far conoscere le nostre tradizioni. 20 musicisti hanno attraversato la città partendo da Porta di Ponte, percorrendo la via Atenea e arrivando fino al presepe storico di via San Girolamo nel centro storico. Con la scusa di questo festival la gente frequenta il centro storico, un centro storico che è meraviglioso, uno dei più belli che abbiamo noi qui nella nostra provincia, è un preludio quindi per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Tra musica, tradizioni e sapori, al presepe si sono assaporati ricotta calda e tuma fresca, accompagnati da una suggestiva esposizione di carretti siciliani e vespe d'epoca. Una celebrazione che ha unito passato e presente, regalando ai partecipanti un assaggio autentico della Sicilia più vera. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare della sconfitta del Catania battuto 3-2 dal Benevento. E siamo al calcio, delusione Catania in vantaggio fino a metà riprese, rossazzurri subiscono la rimonta della capolista Benevento che vince 3-2, non bastano le reti di Inglese e Jimenez. Sentiamo il commento dell'allenatore toscano. La squadra ha fatto una buona gara fino ai cambi. La differenza di questa partita è stata che i cambi loro hanno determinato, i nostri cambi non hanno determinato come di solito. Questo bisogna fare mea colpa, perché noi abbiamo un organico che a prescindere chi gioca dall'inizio, chi subentra deve dare il suo apporto, e oggi è una partita in mano, perché fino al 70° la squadra ha tenuto il campo contro la capolista in modo eccellente, con personalità, con aggressività, con intensità, con qualità. È un peccato non portare a casa punti oggi dopo la prestazione che abbiamo fatto. E ancora una sconfitta per il Messina, superato oggi a Francoscoglio dal Cerignola col punteggio di 3-1, ospiti in vantaggio con Ruggero. Ad inizio riprese il pari giallo-rosso di Anna Triello su rigore. Salvemini e Romano firmano il successo dei pugliesi. Ed è di almeno un poliziotto ferito il bilancio della pre-partita tra Licata e San Cataldese all'esterno dello stadio comunale di Noliotta. La dinamica non è ancora chiara, la polizia è stata impegnata per tutto il pomeriggio nel servizio di ordine pubblico all'esterno e all'interno dell'impianto. All'intervallo un cordone di forze dell'ordine in assetto antisommossa è stato piazzato nel settore ospiti. Prima del calcio d'inizio è avvenuto il ferimento del poliziotto. È probabile che ci saranno conseguenze disciplinari importanti per quanto successo. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.